Gli ingredienti che servono per l'imam bayld sono melanzane, peperoni rossi, peperoni verdi, cipolla, aglio, pomodoro, concentrato di pomodoro, olio d'oliva, pepe nero, sale. Per la farcitura aggiungiamo olio d'oliva alla pentola e friggiamo la cipolla. Aggiungiamo i peperoni rossi e verdi e soffriggiamo velocemente. Aggiungiamo il pepe nero durante la cottura. Aggiungiamo l'aglio e continuiamo a friggere. Infine aggiungiamo sale e continuiamo a friggere. Versiamo dell'olio d'oliva in una pentola diversa. Poniamo le melanzane nell'olio caldo come molle. Friggiamo le melanzane, girandole ogni tanto. Una volta cotte e ammorbidite, togliamole e stendiamole sulla carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Quando l'olio è stato assorbito dalla carta, mettiamo le melanzane in una teglia.
Con un coltello facciamo un'incisione su tutta la lunghezza delle melanzane e apriamole. Mettiamo la farcitura dentro le melanzane. Per la salsa mettiamo 2 cucchiai di concentrato di pomodoro e 2 mestoli di acqua calda nella pentola profonda e mescoliamoli insieme. Aggiungiamo del sale al concentrato già amalgamato all'acqua e mescoliamo. Versiamo il concentrato sopra le melanzane. Poniamo i pomodori sopra le melanzane. Cospargiamo con pepe nero e prepariamo il piatto per il forno. Copriamo la teglia con la carta stagnola e cuciniamo per 40 minuti a 180 gradi. Serviamo caldo.